Si è chiusa con un focus sulle bonifiche ambientali la 3 giorni di Mafia in Veneto, iniziativa che ha riunito all'Auditorium Cesare De Michelis del Museo Menove di Mestre esperti, istituzioni e attivisti per fare il punto sulle infiltrazioni delle attività criminali nella nostra regione. La normativa italiana è molto astringente per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda la gestione del ciclo dei rifiuti, per quanto riguarda la chiusura delle discariche e, essendo molto stringente, è una legislazione che porta anche a dei grossi costi per le amministrazioni pubbliche e anche per i privati. All'interno di questi costi, per ovviare o per cercare di andare al di là di queste spese, si introducono le mafie. Di grande supporto alle forze dell'ordine l'attività svolta dall'albo dei gestori ambientali. Quando un'azienda vuole fare dei trasporti in proprio oppure per terzi, deve avere un tecnico abilitato che possa vigilare su come vengono trasportati, dove vengono scaricati questi rifiuti e pertanto l'albo verifica che le persone che svolgono queste attività siano capaci e preparate. Infatti noi ogni 15 giorni iscriviamo dei tecnici a questo albo, facciamo degli esami per vedere se le persone sono preparate e verifichiamo se l'azienda per cui lavorano è un'azienda solida, che ha una capacità finanziaria, e facciamo anche dei controlli a livello casellario e con l'aiuto della procura, ovviamente. Discariche abusive, territori inquinati da attività illegali che nel tempo hanno compromesso lo stato di salute dell'ambiente sono realtà che da decenni interessano anche il Veneto, con gravi conseguenze anche per la salute dei cittadini. A causa di queste problematiche l'Italia ha affrontato anche una procedura di infrazione europea a 7 le aree che sono state oggetto di intervento in Veneto, concentrate per lo più nel veneziano. Il Veneto è stata la regione, insieme ad altre, che ha lavorato fin da subito, proprio focalizzata su quello che era l'obiettivo. Bisognava uscire dalla procedura di infrazione, anche perché sappiamo che questa comporta un esborso dal punto di vista economico per il nostro Paese e quindi per tutti noi cittadini importante. Per cui si è fatto veramente di tutto, si sono fatte le corse affinché nel più breve tempo possibile la situazione venisse sanata. Intervenire per sanare queste situazioni rispettando la legalità però è possibile, come dimostrano alcuni esempi di successo presentati durante l'incontro, a partire dal caso di Teste sul Brenta nel Padovano, oggetto di un importante intervento di bonifica di acque sotterranee inquinate da cromo esavalente.